Il tutorial di oggi riguarda Periscope. È la nuova applicazione, nuova, è uscita più o meno 8 mesi fa, di Twitter, che ci consente di effettuare dei live streaming, quindi un broadcast, uno show, un qualunque tipo di video in tempo reale e condividerlo su appunto questo social network che si chiama Periscope. Per prima cosa, sia che abbiamo un telefono Apple o un Android, andremo nell'App Store, quindi in questo caso stiamo usando un iPhone 6 Plus, andiamo sull'App Store, se non l'abbiamo ancora scaricata, digitiamo nel motore di ricerca Periscope e andiamo a scaricare l'applicazione, che è questa. Io chiaramente adesso vado ad aprirla perché l'ho già scaricata, sono un'utilizzatrice, quindi ce l'ho già. L'apriamo. Questo che vedete è il mio profilo personale, è molto importante, in automatico prende tutto quello che voi avete nel profilo di Twitter. È molto importante essere chiari su quali sono gli argomenti sui quali voi solitamente fate delle registrazioni live. Come vedete abbiamo la possibilità di vedere da qualunque profilo, perché questo è il mio, ma possiamo andare in un profilo di qualcun altro, che c'è tutto l'elenco delle persone che io seguo, persone e aziende, perché ci sono anche dei profili aziendali, e dentro ognuna di queste possiamo andare a vedere se ha dei broadcast recenti, quindi dei video recenti, quanti sono i followers e chi sta seguendo. Una cosa che vedete qui, questi sono il numero dei cuoricini. I cuoricini indicano l'apprezzamento delle persone. Adesso vi farò vedere, faremo una simulazione, parteciperemo a un broadcast di qualcun altro e manderemo dei cuori, così vi farò vedere che cosa significa. È una forma di apprezzamento, quindi quanti più cuori hai, tanto più sei apprezzato. Le altre funzioni che abbiamo nell'applicazione sono questo pulsante qui tutto a sinistra che vedete qui, ci dà l'elenco di tutti quelli che sono i recenti video effettuati in tempo reale dalle persone che noi stiamo seguendo e chi è live in questo momento. In questo momento non è nessuno delle persone che io sto seguendo è live. Il secondo invece ci consente di fare due cose. Uno, c'è una lista di alcuni di quelli che intorno al mondo sono live in questo momento, dove, come potete vedere, il titolo è importantissimo. Questo primo titolo che vediamo, questa persona ha messo solo un'icona con degli occhiali, quindi non vuol dire tanto, non mi invoglia a partecipare al broadcast. Gli altri, diciamo che ci sono tante cose in giro, tante persone che fanno live streaming, molte per esempio come questa sono pastori, chiese o cose legate alla religione, ma tante altre sono anche cose molto interessanti. C'è di tutto, veramente. Le persone condividono qualunque cosa, condividono una passeggiata, condividono un tramonto. Come vedete c'è chi usa gli hashtag che vi consiglio di usare anch'io qualora ci fosse motivo per farlo, e poi questa cosa la vedremo in un secondo momento. Dopodiché andiamo a vedere sul lato destro, ci indica qual è il numero delle persone connesse in questo momento, quindi che stanno seguendo questo specifico live streaming. Entriamo per esempio, vediamo un pochino quale potrebbe essere interessante, questo qui, proviamo a entrare qui. Allora, ritengo che non possiate sentire l'audio in quanto sentite il mio e non è possibile registrare entrambi. Credo che anche lui stia facendo un discorso legato alla religione o all'automotivazione. Vedete, mi dà in automatico una possibilità di seguire questa persona se sono interessata a quello che lui condivide, oppure facendo uno slide, toccando su questo numero, il numero 4 sulla destra, io clicco e mi fa entrare
nel titolo, nel posto da cui questa persona sta facendo il live streaming, e poi ho diverse possibilità. Vedo chi sono i live viewers, quindi chi sono le persone connesse. Ho la possibilità, se voglio stare concentrata e non vedere cosa postano gli altri, di nascondere la chat. Dopo magari entriamo in un altro video e vi faccio vedere come funziona. E abbiamo la possibilità anche di condividerlo, quindi lo posso condividere su Twitter come tweet, oppure posso condividerlo con tutti i miei seguaci su Periscope, e quindi loro ricevono un alert, una notificazione, una notification una notifica, scusate, nel loro telefonino, se le hanno consentite, oppure con qualche seguace, qualche follower specifico. Diciamo che questo argomento può interessare una persona specifica, io entro qui dentro e posso scegliere la persona. Queste sono tutte le persone che io seguo e che mi seguono, posso scegliere una persona in particolare tra queste, ok? Dopodiché abbiamo detto la condivisione può avvenire, vediamo l'ultimo, via Facebook, o anche semplicemente copiando il link e poi facendo l'incolla in un altro vostro sistema di comunicazione, che può essere anche WhatsApp. Allora, usciamo, vi faccio vedere i cuori, anche se non so se sono meritati o meno, perché non ho idea di che cosa stia parlando questa persona. Se io tocco con il dito sullo schermo, partono dei cuori. A seconda del numero dei cuori io condivido e sto dimostrando il mio apprezzamento a questa persona. Quindi questo diciamo che sono i primi due pulsanti. Il invece terzo pulsante, questi siamo noi che filmiamo, che facciamo la registrazione di questa sessione di oggi, è la pagina dove si fa, ve lo metto così se no non si vede tantissimo, posso iniziare a fare un broadcast, quindi posso andare in diretta video su Periscope e su Twitter. Allora, come vedete qui a sinistra abbiamo la localizzazione, quindi loro condividono immediatamente il posto da cui stiamo condividendo questo filmato, quindi il posto dove siamo. Posso scegliere delle condivisioni specifiche, quindi posso far vedere questo broadcast solo ad alcune persone che invito, quindi può diventare una specie di teleconferenza, oppure posso condividere anche qualcosa di pubblico ma solo con alcune persone, perché non voglio mandarlo in diretta a tutto il mondo, e quindi seleziono le persone condividere il broadcast. Dopodiché posso anche decidere che solo le persone che mi seguono possono partecipare alla chat, oppure tutti, ok? Con questo. Dopodiché invece non posso decidere di non postare la notifica che io sono in live streaming, cosa che invece sarebbe automatica nel caso in cui l'avessimo on. Quindi di non postare un tweet con l'hashtag Periscope dove dicono che io sono live e sto facendo questo tipo di broadcast con il titolo che abbiamo deciso di dare. Il titolo, come sempre, deve essere non troppo lungo, ci deve essere almeno un hashtag, se questo hashtag è seguito e vi permette di condividere con la vostra comunità il fatto che voi siate online, e deve essere in qualche modo interessante, un po' come un titolo di un articolo che vi richiama l'attenzione, ok? Questo diciamo che sono le informazioni basic per poter usare Periscope. È un grandissimo social media, non è semplicissimo avere dei followers se non si va online spesso producendo dei bei video, dei bei live streaming. Qualcuno controlla, ancora non è molto diffuso, per cui fa il follow back, quindi vi risegue, però insomma selezionate tanto le persone che seguite o che in qualche modo vi seguiranno. Vi dico selezionate perché ci sono tantissimi account finti di persone che offrono prestazioni sessuali o cose di questo genere che solitamente sarebbe più opportuno bloccare, a meno che questo non sia il vostro interesse. Per oggi ritengo che questa sessione di questo tutorial sull'uso di Periscope sia finito. Io vi ringrazio per avermi seguito
seguito. Io sono Stefania Contivecchi, mi occupo di meeting design, organizzazione di meeting ed eventi, sono una strategist, quindi mi occupo di tutto, non della logistica, ma di tutto quello che permette di far sì che un evento o una conferenza, sia un corso di formazione, sia di successo. Mi occupo in particolar modo anche di marketing, digital marketing, social media, di tutto quello che riguarda il meeting design, quindi nuovi format, innovazioni, nuove tecnologie. E niente, questo è quanto. Io vi ringrazio e ci sentiamo presto. Grazie, arrivederci.